7 informazioni di garanzia sono stati firmati dal pubblico ministero Elenia Manno, titolare dell'inchiesta, per medici ed infermieri dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dopo la morte della giornalista agrigentina Loredana Guida. Tra gli indagati c'è anche il medico di famiglia. Il reato ipotizzato è omicidio colposo. La giornalista agrigentina Loredana Guida è deceduta dopo aver contratto la malaria durante un viaggio in Nigeria nella città di Lagos. L'iscrizione, come atto dovuto, arriva dopo l'audizione dei familiari della donna che hanno raccontato i fatti e ricostruito l'intera vicenda. Loredana Guida è deceduta dopo una settimana di ricovero in rianimazione. La giornalista il 15 gennaio scorso era andata al pronto soccorso di Agrigento a causa della febbre alta, comunicando, come riferito da familiare e confermato dall'ASP di Agrigento, di essere tornata da una vacanza in Nigeria, un'informazione che non avrebbe fatto scattare alcuna indagine diagnostica specifica. La giornalista, firmando le dimissioni dopo una lunghissima attesa di circa 9 ore, è tornata a casa, ma 5 giorni dopo è entrata in coma ed è stata nuovamente portata in ospedale, dove è morta la notte del 27 gennaio scorso. Gli indagati potrebbero nominare il proprio consulente di fiducia per prendere parte ad un altro difficile esame autoptico. All'autopsia, per volontà della Procura di Agrigento, parteciperà anche un infettivologo. L'ASP di Agrigento ha ufficialmente reso noto che il 21 gennaio veniva ipotizzata la diagnosi di malaria, confermata da un test eseguito lo stesso giorno e confermato dall'Istituto di Microbiologia dell'Università di Palermo come malaria da Plasmodium falciparum. L'autopsia, affidata ai medici 5 a Bita, è stata fissata per lunedì prossimo. L'esame autoptico dovrà chiarire la causa del decesso della giovane donna e quant'altro utile nei limiti delle competenze tecniche per la ricostruzione dei fatti.